di popolo veneto, di istituzioni sovrane e indipendenti di questo territorio, giustificherebbe l'esercizio del diritto di autodeterminazione. 1100 anni di Repubblica, 1100, fatevi un grafico. L'Italia ha festeggiato i 150, mettete 150 e 1100, tutta la parete 1100, i 150 non arrivano qua sul tavolo. Tanto per dare un'idea anche visiva. Vi racconto un aneddoto, vi accennavo prima a due signori, non so dove sono, ho detto vi racconto un aneddoto dopo, non so se ci sono ancora. L'aneddoto è questo, a proposito dell'identità della percezione, questa è una cosa curiosa, fatto vero, è accaduto 30 anni fa circa. Il sindaco di Venezia, si chiamava Mario Rigo all'epoca, fu invitato a Pechino a una convention internazionale dove c'erano un centinaio di capi di Stato e di governo e un centinaio di sindaci delle grandi città, delle più grandi città del mondo. E allora raccontava che in un salone enorme, immenso, con tutti i drappi rossi alla fine, sta per esserci il saluto di gala finale, c'è questo mega tavolo da un lato, tutto appunto tracqueggiato, con fiori sono i capi di Stato e di governo, dall'altra parte ci sono sto centinaio di sindaci delle grandi città. E lui si trova in mezzo perché disperato non trova il suo posto, dice qua hanno dimenticato Venezia, dice come Venezia non c'è tra le grandi città, e là arriva di corsa il cerimoniere con l'interprete, dice cosa fa? E dice non c'è il posto per il sindaco di Venezia, dice Venezia, dice Repubblica Serenissima San Marco, dice e quegli stati non avete visto, dice era l'ultimo della fila ma era per Venezia. Di gioiosa appartenenza, di consapevole gioia di quella che è la nostra storia, il nostro passato. I cinesi, quelli che ci vengono a vendere qua, hanno più rispetto della nostra storia di quanto ne abbiamo noi. Infatti fa caponare la pelle. Non avevano sbagliato, non avevano sbagliato posto. A loro pareva naturale omaggiare di questo riconoscimento di fatto il simbolo di Venezia è l'Ore San Marco, che per loro voi sapete chi è stato in Cina, vedete gli alberghi di Marco Polo, Venezia per loro è una cosa che è vista come un mito e noi qui la vediamo relegata alle ultime pagine dei libri come una delle repubbliche marinare con Amalfi, che è una bellissima località che però come Venezia, se mi consentite. Quindi il diritto all'autodeterminazione, per concludere sulla sua domanda, non ha bisogno di un riconoscimento legislativo del soggetto, perché tra l'altro qui ci sono dei colleghi, non c'è nessuna norma di legge, né interna né internazionale, che definisca cos'è un popolo, non c'è, è una situazione di fatto, né cos'è una nazione, né cos'è una patria, perché è la storia che identifica questi concetti con delle realtà ben precise. Noi, ripeto, abbiamo una storia che non ha equivalenti, perché quando si raggiungono 1100 anni di storia vuol dire avere raggiunto il livello, l'equivalente delle civiltà. Lo diceva un giorno mio carissimo amico, l'avvocato Monica Ciamillani, che tutti voi immagino conoscete, dice quando puoi ricorda sta cosa qua, che quando noi, dice, nel Veneto avevamo una repubblica, in giro per il mondo c'erano monarchi, c'erano ducati, c'erano regine, c'erano re, c'erano imperatori, c'erano tutti soggetti che dominavano, noi avevamo la repubblica, non sapevano neanche cosa fosse. Andavano a sentire, no, a Venezia, qui cosa c'è? La Repubblica? La Repubblica? Cosa vuol dire? Sarà stata anche un'elite della nobiltà, però c'era più democrazia partecipativa della Repubblica Serenissima che non nell'Italia del 1866 quando è nata, tanto per dire se uno si va a studiare la realtà. Quindi voglio dire, dovremmo essere orgogliosi, senza vanità, perché non è provincialismo quello di valorizzare la propria identità, la propria storia. E una delle ragioni comunque per esercitare questo diritto è avere la consapevolezza di averlo e di averne il titolo. Grazie.